Daydream, anticipazione episodio 96. Jeanne e Sanem rinchiusi in cella frigorifera. Dopo essere stati a lungo rinchiusi in cella frigorifera insieme, Jeanne e Sanem escono grazie all'apertura della porta all'esterno. Ma tra loro permane la stessa situazione di partenza. Il piano di Gégé, Yann e Deren per farli riappacificare sembra non abbia funzionato, tanto che appena usciti Sanem, alquanto irritata per la posizione invariata di Jeanne, gli dice che non rimarrà altri 10 giorni a lavorare in agenzia, se ne andrà l'indomani. Jeanne, d'altro canto, ribatte che partirà immediatamente per i Balcani. Poco dopo, pur allontanandosi in direzioni opposte, i due continuano a provocarsi. Pertanto, Gégé, Yann e Deren, nascosti poco distanti, comprendono di non aver risolto nulla. Intanto Mireille e Leila continuano a parlare. Lui le chiede se è felice con Osman, afferma di avere diritto di saperlo, ma Leila è molto fredda con lui. Gégé l'interrompe perché chiama la ragazza per avvisarla che il piano per far riappacificare Jeanne e Sanem è andato male e che stanno rientrando in agenzia. Chiusa la telefonata, Leila condivide la cosa anche con Mireille. Poi anche Sanem la chiama e le dice che ha assoluta necessità di incontrarla. Tornato in agenzia, Jeanne prende subito accordi telefonici per partire la sera stessa. È sconvolto, arrabbiato e si sfoga con Mireille, che lo raggiunge in ufficio, chiedendogli se fosse al corrente di quello stupido piano. Mireille gli dice che non dovrebbe essere arrabbiato con coloro che l'hanno organizzato. Poco dopo Jeanne li convoca nel suo ufficio chiedendo una spiegazione e aggiungendo che non si farà ingannare dalle loro facce innocenti. Gégé comincia ad avere una crisi incontrollabile, dice a Jeanne che nei Balcani fa freddo, Gulitz lo porta via e Deren cerca di far capire a Jeanne che tengono a lui, che sono tristi per la sua partenza e gli chiede se è sicuro di ciò che sta facendo. Intanto anche Sanem è molto arrabbiata e rientrata in agenzia comincia a preparare le sue cose per andarsene. Mireille e Leila parlano insieme eppure lei rassegna le sue dimissioni, cosa che voleva fare già da tempo. Leila gli dice che sicuramente avrà da ridire su un mancato periodo di preavviso, ma Mireille le risponde di stare tranquilla. Mireille poi comunica alla madre che Leila si è dimessa e Yuma non nasconde la propria soddisfazione. Sanem scende da Egitto e gli comunica di essersi dimessa prima della fine del periodo di preavviso. Poi anche Leila incontra Egitto, lo mette a corrente di aver fatto altrettanto e aggiunge che sta cercando lavoro. Lui le dice che ha bisogno di qualcuno che si occupi della parte finanziaria e Leila accetta di lavorare con lui. Poi Git invita le ragazze ad andare a casa a riposarsi, inizieranno il nuovo lavoro l'indomani. Yuma si incontra con Pauline ed è molto felice di essersi sbarazzata velocemente delle sorelle Aidin. Dice alla ragazza che Sanem non fa più parte della vita di Jeanne e lei dovrà andare con lui. Pauline ritiene che Jeanne debba ricordare come si sentiva per lei un tempo. Yuma crede che il figlio debba ritrovare la vecchia spensieratezza. Jeanne e Mireille si incontrano in palestra e Jeanne viene a sapere che anche lei la si è dimessa. Jeanne dice che le due sorelle sono risolute quando hanno qualcosa per la testa. Leila comunica anche a Osman di essersi dimessa dall'agenzia e di aver accettato la proposta di lavoro di Git. Osman ne è ovviamente felice. A casa, durante la cena, Leila e Sanem comunicano quanto accaduto anche ai genitori, contenti ma preoccupati che il nuovo lavoro si trova al piano di sotto dell'agenzia. L'indomani Gégé, Deren e Gulitz scendono a trovare Sanem e Leila nel nuovo ufficio. Arriva Egit e offre loro un caffè. Sanem va poi nell'ufficio di Jeanne e lo trova a parlare con Pauline del libro di quest'ultima. Lei gli dice che hanno bisogno di parlare di qualcosa, cerca di farsi capire con dei segni, ma lui risponde che Pauline non è un'estranea e può parlare davanti a lei. Sanem fa riferimento al progetto della ditta sportiva, ma Jeanne le dice di aver già concluso tutto da solo. Pauline cerca di attirare l'attenzione, ma Jeanne è concentrato su Sanem. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!